Una soddisfazione perché siamo riusciti a recuperare il grave ritardo che avevamo accumulato all'inizio e siamo riusciti a fare questo processo, ad arrivare fino all'appello. L'impostazione accusatoria ha retto. Siamo arrivati qui nonostante appunto la drammatica carenza di risorse che abbiamo. Tira un sospiro di sollievo Massimo De Bortoli, è lui che in questi anni concitati ha rappresentato la pubblica accusa nel crack di Veneto Banca e che ha tenuto la barra dritta su una vicenda cruciale per il territorio veneto e della Marche in particolare, una corsa contro il tempo, quella della procura, per scongiurare la prescrizione che ha finora riguardato reati come l'aggiottaggio, il falso in prospetto e che potrebbe far saltare anche il processo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, attualmente in corso sempre a Treviso. Gli sforzi ora, conferma De Bortoli, sono concentrati sull'ipotesi di bancarotta fraudolenta, reato tra i più gravi in ambito finanziario e soggetto a una prescrizione più lunga. Qui le indagini sono ancora in corso di svolgimento, penso che quest'anno dovremmo anche per questo ambito dovremmo prendere delle conclusioni. Diciamo che la vicenda Veneto Banca purtroppo non finisce qui. E qui si torna al tema di sempre, la carenza di personale in tribunale a Treviso, una cronicità ben nota allo stesso guardasigilli Carlo Nordio, ricordata soltanto 2 giorni fa in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia. So che si rende ben conto della grave situazione in cui si trovano gli uffici giudiziari, quindi io chiaramente nutro molte speranze sul fatto che finalmente ci sia qualcuno a Roma che pensa anche ai nostri uffici, insomma.